fuori dal bosco, un conto è il buio dentro. C'è una differenza perché nel bosco fa più buio. Ovviamente è come se fossimo dentro una casa, no, con gli altri. Anche in autunno, anche se d'autunno il bosco diventa molto più luminoso di giorno, comunque lì vedete l'intrico dei rami di notte fa sempre un po' da tettoia. Quindi la morte e il buio sono due elementi molto simili, sono molto umani come paura ovviamente. È l'unica certezza che abbiamo nel nostro passaggio sulla Terra. C'è la paura dell'amore perché spesso con i personaggi delle leggende gli uomini hanno anche delle storie d'amore, addirittura dei figli, poi lo vedremo bene con le Anguane, su Albus delle Anguane, ma è sempre un azzardo e questo proprio rappresenta l'azzardo che è l'amore, il sesso, il coinvolgimento, l'innamoramento, soprattutto in tempi antichi quando apparentemente c'erano molti più limiti. In genere si diceva, chi le ha viste, diverse persone le hanno viste, che avessero i piedi con zampa di capra. Io in realtà dico più che zampa di capra, zampa di camoscio, perché per andare in montagna come noi con sti piedoni, se fa una fatica, il camoscio, tac tac tac, con 4 salti ti arriva in cima a una montagna, lo stambecco, no? È l'anguana. Sembrava una panda, sembrava un'anguana con i ovviamente questa zampa di capra può essere vista anche come qualcosa appunto legato ai diavoli, ai demoni, ma semplicemente potrebbe essere solo un modo per camminare meglio nei boschi e nelle montagne. Le anguane sono però anche delle fatte, in realtà sono molto dolci, molto buone e possono essere veramente una fortuna per chiunque, perché le anguane sono bellissime. Le anguane, a differenza, ecco, le sirene marine hanno gli occhi azzurri come il mare, come il cielo. Quindi chi di voi ha gli occhi azzurri è un po' imparentato con le sirene, ha qualche antenato che ha avuto una storia d'amore con le sirene. Invece chi è imparentato alla lontana con le anguane ha gli occhi blu. Perché il verde delle acque di montagna, delle alghe blu. Ora, le anguane appunto hanno dei lunghissimi capelli verdi, ma non brutti, molto belli, molto lunghi e molto belli verdi, gli occhi verdi, la pelle in genere chiara, chiara come la roccia, proprio la roccia calcarea, e hanno i vestiti che sono fatti di alghe intrecciate, loro sanno intrecciare i muschi d'acqua e le alghe che appunto vivono nei corsi d'acqua. In genere se ne stanno di giorno, se ne stanno nascoste appunto o dentro una cavità come questa o dentro nei torrenti, nei laghi, e vanno in giro di notte. E capita ogni tanto che incontrino anche loro qualche bel giovane, no, e loro sono tanto generosi, carini, simpatici, insomma decidono di molosarsi, e questo si trova proprio come un principe. Lo portano dentro la loro casa che sembra bruttissima, invece dentro è meravigliosa, e lì viene coccolato, baciato, veramente una cosa meravigliosa. C'è chi è rimasto per sempre con loro e c'è chi invece, rimanendo per sempre con le anguane, si acquista una semi-immortalità. E c'è chi invece a un certo punto aveva nostalgia della famiglia, degli amici, del paese, dell'amorosa magari che si era lasciata al paese, no? Quindi chiedevano alle anguane se potevano ritornare a casa, e le anguane sempre lasciano tornare. Solo che quando uno sta per entrare in paese cala un'amnesia per cui uno si dimentica tutto il tempo che è stato dalle anguane. Si trova però le tasche piene di monete e tesori, e quindi le anguane gli lasciano